Conoscere e governare in modo sostenibile il proprio territorio. Si è concluso a Mestre, al Centro Congressi di Forte Marghera, il ciclo di convegni organizzato dalla Città Metropolitana di Venezia per illustrare ad amministratori locali, società partecipate, università e istituti di ricerca il progetto tecnologico DESC. Si tratta di un sistema già sviluppato nella Città Metropolitana di Milano con il partner tecnologico di Corvallis e condiviso poi anche con Venezia, Genova e Taranto. Come responsabile del progetto il maggior valore aggiunto che vedo è, oltre a quello del contenuto, è anche quello di aver fatto una partnership con enti importanti e aver creato un gruppo di lavoro che ci auguriamo che si possa consolidare. Di fatto stiamo già ipotizzando altri progetti successivi che vedono questo come strumento e vedono la rete delle persone coinvolte lavorare insieme su altre opportunità per le pubbliche amministrazioni, quindi di conseguenza in cascata per i cittadini. In sostanza un sistema online di applicazioni e servizi che permettono l'analisi e la condivisione di dati per un esame completo e aggiornato del territorio e quindi un supporto per le decisioni strategiche che gli amministratori si trovano a prendere. Il tema del progetto è rendere una questione complicata, seria, che ha tante ore di lavoro dietro, qualcosa di semplice da fruire. Questa è la sfida, è la prima volta che ce la siamo posta, l'abbiamo affrontata e via via proprio è questo il punto su cui stiamo lavorando. Ci sono delle applicazioni che con un QR code entriamo direttamente e possiamo lavorare con i dati, chiunque può farlo, con delle snap, con le dita proprio, filtrare i dati, lavorare e vedere la situazione del proprio comune o di se stessi, cioè di dove si vive. Quindi abbiamo fatta una, ad esempio, in Città Metropolitana quest'estate in tempo diretto per quanto riguarda le isole di calore. Si poteva vedere dove c'erano i momenti di più massimo calore e dove c'erano le persone che vivevano in situazione problematica, quindi in fragilità sociale sulle isole di calore. Quindi qualcosa di molto semplice, però questo è il tema, semplificare senza banalizzare. Un servizio completo che prevede anche la realizzazione di corsi di formazione gratuiti per guidare i tecnici che utilizzeranno il sistema DESC, ovvero 2 giornate previste a Mestre il 30 settembre e il 3 ottobre prossimi, ma non solo, anche una rete di relazioni tra le varie amministrazioni, un sistema online che collega gli enti coinvolti nell'ottica di un quadro politico che vada a favorire la coesione territoriale, economica, culturale, ma anche sociale. Noi infatti siamo qui a partecipare e soprattutto a condividere, credo che sia davvero uno strumento importante per la stragrande maggioranza dei comuni, che sono comuni di dimensioni medio-piccole e che per il ruolo per il quale sono state pensate le città metropolitane e anche le province, aver sviluppato un programma già esistente e tarato su questo territorio, soprattutto uno strumento open source e gratuito, compresa la formazione per i funzionari, ha delle potenzialità anche di sviluppo enormi, non solo per la fase in cui siamo arrivati, ma anche per le fasi successive.